Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Pianezze di Valdobbiadene per andare in cima al Monte Cesena. Si tratta di una delle gite fuori porta più frequentate e famose di tutte le prealpi trevigiane. Esistono diversi percorsi per andare in cima al Monte Cesena. Noi abbiamo scelto di partire da Pianezze di Valdobbiadene e fare come tappe Malga Domion e Malga Mariec. Iniziamo quindi la nostra escursione sulla strada asfaltata che da Pianezze porterebbe al rifugio Posa Puner. Ne faremo un paio di chilometri e poi la lasceremo per salire a sinistra verso Malga Domion. Arrivati a questo punto lasciamo la strada principale e saliamo qui a sinistra. Il cartello è girato dall'altra parte, nel senso che è per chi sale dall'altra direzione, e indica Malga Domion a 10 minuti e Malga Mariec a 1 ora e 5. Non si passa? No. Sotto? Siamo arrivati a Malga Domion. Continuiamo dritti adesso per circa un centinaio di metri e poi seguiremo a sinistra il sentiero. Appena superata la lama che si trova proprio davanti a me, lasciamo il tratturo principale che andrebbe dritto al Posa Puner e deviamo bruscamente a sinistra facendo un tornante. C'è una segnalazione con questo cartello che è però piuttosto sbiadito. Eccoci arrivati a Malga Mariec. Adesso l'ultimo tratto per il Monte Cesena da quella parte, molto aperto, panoramico, una serie di saliscendi con una rampa finale.
Eccoci arrivati in cima al Monte Cézanne. Il percorso di cresta è spettacolare e panoramico. Attenzione, solo in caso di nebbia è necessario traguardare i segnavia biancorossi con il 1008. Panorama stupendo a 360 gradi e anche tanto vento. Questo per esempio è il Monte Grappa. Girando verso destra c'è l'altopiano di Asiago. Poi qui ci sono tutte le Dolomiti bellunesi, feltrine e bellunesi. E ruotando ancora verso destra, l'Alpago con il Col Visentin. E questo qui sotto è il Monte Zogo, dove siamo stati qualche mese fa. Adesso, per tornare al punto di partenza, ci sono diverse possibilità. La più semplice è tornare sui nostri passi fino a Malgamariec e dopo scegliere uno dei tanti percorsi e sentieri che riportano a Pienezze. Ecco, stiamo tornando a Malgamariec, però adesso prenderemo la strada asfaltata a destra. Ecco, arrivati nei pressi di Malga Barbaria c'è la possibilità di scendere qui da questa parte e in circa 35-40 minuti tornare a Pienezze. Noi però preferiamo continuare lungo la strada e fare il giro più ampio. Ecco, in questo punto dove c'è questo segnavia biancorosso scavalchiamo il guardrail e prendiamo questo sentiero che si chiama Sentiero dei Narcisi. Qui non c'è scritto niente, è scritto in basso alla partenza e ci porterà direttamente a Pienezze. È molto gradevole e anche piuttosto semplice.
Eccoci arrivati al termine, o all'inizio, a seconda dei punti di vista, del sentiero dei Narcisi. In pochi minuti adesso, con la strada, raggiungiamo Pianezze, cioè il punto di partenza. Il percorso è stato molto bello, abbastanza semplice, da considerarsi escursionistico, ed è molto ben tabellato. Fate solo attenzione nel caso di nebbia lungo le creste che portano al Cézanne. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Ante Lacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Ante Lacus.